Buongiorno a tutti ragazzi, come potete vedere questo è il famoso Marte, quindi questo è il rover, però ci sta un piccolo problema, secondo fonti complottistiche però anche di scienziati, quindi non solamente da complottisti come di solito dicono, si pensa che anche questa volta la NASA vuole arrivare su Marte. Quindi dicono tutti, dopo la truffa della Luna, adesso vogliono conquistare pure Marte. Quindi diciamo che nessuno crede che la NASA nel 69, ciao avvocate, sia stata, diciamo, sulla Luna. Adesso vogliono far credere che arriveranno su Marte. A parte che molti scienziati dicono che ci vuole una marea di soldi. Ciao Domitica, ma a parte tutto questo ci vorrebbero 151 miliardi di dollari, diciamo, per fare un'avventura marziana. Questo secondo un scienziato teorico, quindi esperto tedesco, Gerhard Wisniewski. Quindi pensate un po', 151 miliardi di dollari per solo un'avventura per arrivare su Marte. Poi dovete calcolare che ci sono da fare i famosi rover. Come vedete questa foto che questo coso non costerà nulla nulla ragazzi, costerà una barca di soldi, quindi non oso pensare, secondo loro costano più o meno questi robottini sui 5-6 miliardi. Quindi pensate un po' a mandare un roverino, come dico, chiamano rover, quanto costa agli americani e quindi credono che anche questa volta la NASA falsificherà di solito che sono arrivati su Marte stavolta. Quindi stavolta allora chissà in quale deserto andranno e faranno tipo un'atmosfera marziana e diranno ragazzi stiamo atterrando su Marte. Quindi questo lo dicono gli scienziati, lo dicono i complottisti, i geologi, diciamo un po' tutti, non solo i complottisti come al solito. Anche perché diciamo i rover comunque sono a batteria solare, quindi diciamo che ci sono tanti e tanti, tutti fotomontaggi, sì, certamente. Dicono 2 anni di andata e 2 anni di ritorno. Poi bisogna passare queste famose fasce di Van Allen. Poi durante il viaggio, diciamo ragazzi, gli uomini saranno sottoposti a radiazioni fino per 4 anni. Quindi 2 andate e 2 di ritorno. Però secondo gli scienziati, quelli lì che sono contro la NASA, cioè che vanno per fatti loro, ciao Pina, sa, a parte tutto il denaro che, vabbè, il denaro quelli lo trovano, non è quello il problema, ma il problema è passare queste fasce di Van Allen, brava, passare 2 anni in questa famosa nave aliena, come diciamo deve essere, arrivare su Marte, prelevare dei campioni, far vedere al mondo intero che sei arrivato su Marte e ritornare e fare altri 2 anni di viaggio. Quindi tutti quanti sono, dicono, perché questa è una traduzione dal russo, un set cinematografico su cui si è imitato Marte. Quindi secondo loro la NASA sta cercando un set adatto per fare questa, diciamo, operazione Marte stavolta. Quindi anche se ultimamente dobbiamo dire che la NASA aveva detto che doveva andare su Marte, però poi una scienziata, diciamo, della NASA aveva detto che c'erano dei problemi, quindi è stato rimandato, però giustamente subito i complottisti e tutti hanno incominciato a dire, a parte i 151 miliardi di dollari che ci vorrebbero per assemblare, diciamo, questa nave che dovrebbe arrivare lì su Marte. Poi calcolo 4 anni di radiazioni che assorbiranno tutto l'equipaggio. Poi devi calcolare 4 anni che questi devono mangiare, fare i propri bisogni, quindi un'alimentazione che li faccia arrivare vivi lì. Quindi ragazzi, questo è un viaggio di 4 anni, non è un viaggio di mezz'ora. Bravo, ci vuole Star Trek qua minimo, quindi secondo loro è una cosa perlomeno per adesso impossibile. Già andare sulla Luna è impossibile.
Sì, sì, Domitilla, questo vanno nel deserto, fanno due dune scure marroncine, mettono qualche sassolino, fanno tipo una bella foto, tipo un ologramma bello di Marte e fanno vedere che stanno su Marte, fanno l'allunaggio su Marte. Quindi faranno sicuramente con i computer effetti speciali su effetti speciali. Quindi spendono secondo me 2-3 miliardi per fare qualche cosa grafica al computer e hanno fatto la missione su Marte. Sì, sì, ne ho parlato prima, sì, in effetti l'argomento di prima era dei giganti, erano che ci stavano proprio prove che hanno trovato i fossili, diciamo, le ossa, quindi, ma anche la Bibbia ne parla, quindi ancora di più a credere che quelli che hanno trovato in realtà sono veri, anche perché sono esposti pure in certi musei nazionali, quindi in Germania, negli Stati Uniti. Sì, sì, sono convinto che fanno qualche set cinematografico nel deserto del Nevada, tipo l'Area 51 dove loro comandano. Fanno sta allunaggio su Marte e dicono gli Stati Uniti sono il primo paese al mondo ad arrivare su Marte, come hanno fatto con la Luna. Ma sicuramente è così, perché secondo le loro teorie, in effetti non può essere che abbiamo per ora i mezzi necessari per arrivare su Marte, perché è un viaggio di 4 anni, a parte che deve essere tutto perfetto. I soldi, vabbè, come dite voi, li trovano dalle tasse degli americani, quelli li trovano, non c'è sta problema. Il problema è ben altro, quindi è come arrivare, 4 anni. No, no, è fake, in effetti sì, sicuramente se un giorno di questi io vedo un video della NASA che arriva su Marte, io dico sicuramente questo hanno fatto un videomontaggio, sicuro. Anche perché molti, ma molti sono i video che circolano in rete che sono falsi in effetti le luci, le ombre, tutti gli scienziati che studiano come l'atmosfera, diciamo, al di fuori della Terra, sulla Luna, in base all'atmosfera lunare, quell'ombra doveva essere proiettata diversamente. E quindi da qui nasce la teoria del famoso, diciamo, fake, cioè che è falso il video, perché l'ombra non si deve trovare in quella posizione, quindi sono tutti video falsi in effetti, quindi loro dicono che l'atmosfera sulla Luna è diversa dalla nostra, quindi quando l'uomo poggia il piede sulla Luna si doveva vedere l'ombra proiettata diversamente da come si vede nel video. Quindi questo non l'hanno detto i complottisti, l'hanno detto gli scienziati stesso, quindi quelli che vanno contro la NASA, ma sono pur sempre scienziati sono, solo che invece di essere americani sono giapponesi, sono russi, sono di altre nazioni, quindi hanno detto guarda per parte mia, sono tedeschi, diciamo un po' scienziati degli altri stati, hanno detto aspetta un poco, vedi che tu sei sceso qua, la tua ombra sta proiettata qui. In effetti l'ombra in base a questo dovrebbe stare qui, perché? Quindi diciamo che questa è una competizione in effetti fra chi è più forte, tipo come la Russia e tipo come il Giappone e tipo come gli Stati Uniti. Adesso fanno la corsa a chi arriva su Marte e dicono che giustamente stavolta farà come l'altra volta. Per arrivare primo sulla Luna ha fatto il video, montaggio. E quindi adesso tutti quanti a dire, sia i russi, i tedeschi, i giapponesi, che adesso la NASA farà di tutto per arrivare su Marte come ha fatto la truffa della Luna. Quindi quello è quello che dicono. L'ho letto nel sito giapponese, l'ho letto nel sito russo, nel sito tedesco. Ora gli americani si apprestano a fare l'ennesima e famigerata truffa come la Luna. Questo era il titolo che stava in russo, in giapponese, diciamo in tedesco, che adesso la NASA vuole arrivare su Marte. Quindi loro dicono, in base alle nostre verifiche, i video non sono reali. Allora, no, i robot sono veri, e il rover è vero. Il problema dell'uomo sulla Luna è no. Capisci? Non è un problema
è un problema che il rover che sta su Marte, quello è vero. Il problema è che sulla Luna non ci siamo mai stati noi nel 69, quindi è stato un videomontaggio in effetti. Quindi il problema è questo, quindi andare su Marte 4 anni, 2 di andata e 2 di ritorno. I soldi si trovano, come ha detto, paga le tasse e vabbè, però ci sono tante queste cose che vabbè, questo è un tipo una sonda che poi arriva lì, si apre ed esce questo robot, capisci? È tipo una navicella che arriva lì, poi come puoi vedere, tutti i riflettori, specchi che registrano, lì sono tutti sensori. Quindi pure quando cammina, se ci sta qualcosa davanti, il sensore capisce come... Ti ricordi l'aspirapolvere quello per casa che quando tocca il pavimento torna indietro? Quindi evita gli oggetti, quindi c'hai i sensori di movimento, come quando compri l'auto, io avevo un camion ad esempio, che quando facevo la marcia indietro il sensore mi fermava le ruote se stavo toccando l'auto, quindi sono tecnologie che esistono pure qui sulle auto, sui camion. Io ad esempio avevo il furgone che se stavo per toccare un'auto sia davanti che di dietro, il sensore mi bloccava le ruote, quindi io capivo che non potevo andare più. Quindi già è una tecnologia che sta qui sulla Terra, figuriamoci lì che ci sta. In effetti tutti quelli pannelli poi sono alimentati dall'energia solare, quindi va energia solare perché lì diciamo serve. Sì, lui fa, diciamo che internamente ci sta tipo un piccolo chirurgo che fa le analisi, quindi preleva i pezzi di terra, di polvere, fa la scansione e la manda sulla terra, quindi questo è il suo compito, fare fotografie e inviarle, quindi questo è quello che fa. Poi no, dite, ma come mai non si scarica? Non si scarica perché funziona ad energia solare, quindi quel pannello, quello è tutto a energia solare, come i pannelli fotovoltaici che stanno sulle case. Quindi non si scarica perché il sole comunque lo ricarica sempre. Vabbè, a te ci vuole un sensore particolare, avvocato. Quindi lascia stare, non ci sta il sensore per te. Eh sì, è lontano, non è tanto lontano, diciamo sta un po' dopo di noi, ma comunque Marte assorbe buona energia, diciamo, dal Sole, quindi in effetti i pannelli solari assorbono molta energia, quindi tutto il giorno, quindi quando sta sul lato opposto al Sole no, ma quando sta sul lato del Sole quindi assorbe tutta la massima energia. Poi quei pannelli sono altamente sensibili alla luce, non sono i pannelli che abbiamo noi sulle nostre case, quindi anche la minima, diciamo, luce l'assorbe come diciamo energia. Quindi diciamo che così sembra un casino qua a finale per scoprire chi è il falso qui in mezzo. Allora, Marte, diciamo, è il quarto pianeta del Sistema Solare, distante dal Sole in effetti, quindi stavo leggendo la distanza per vedere quanto è distante in effetti. Quindi è distante 227 milioni e 900 mila chilometri, quindi è molto distante ragazzi. Giove 778 milioni, quindi pensa un po' quanto ci vuole qua per arrivarci. Quindi è un anno luce più o meno, sarà. No, 1,5 a 2, no, 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 due punti decimali, no. Sono 227 milioni e 900 mila chilometri. La distanza tra, diciamo, il Sole e Marte. Per una bella distanza, però calcola che il Sole è molto potente e quindi diciamo che gli unici pianeti che non colpisce sono gli ultimi proprio, cioè i finali proprio, quindi colpisce anche l'ultimo pianeta, figura di Marte viene dopo di noi, quindi non ci sta problema a ricaricarsi. Vabbè ragazzi, no, questo ho detto, quindi ho finito diciamo quello che volevo dire, quindi
secondo le agenzie, diciamo, diciamo giapponesi, tedesche e russe soprattutto, la NASA si prepara all'ennesima bufala, quindi ad arrivare su Marte. Allora a te ci volesse, devi comprarti l'auto col sensore, perché quando tu stai per toccare l'auto, si fermano le ruote automaticamente, quindi non hai bisogno di fermarti tu, si blocca automaticamente, quindi questa è l'auto per te, avvocato. Solo così ti puoi salvare. No, io avevo questo camion che quando facevo marcia indietro e stavo toccando si bloccava. Due colori, bianco e nero. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi per qualche altra anomalia, come le chiamo io, tanto trovo sempre belle notizie. Adesso in TV stavo vedendo, però su un sito straniero, che ci sta un tifone in Giappone molto potente, quindi devo vedere che sta succedendo. Sta un uragano molto forte, quindi sì, se a te ti pigliano subito, avvocato, ti trovano subito. Ecco qua la macchia dell'auto, è stata tamponata lei. Quindi devo vedere questo uragano che anche in TV stavo su un canale straniero, vedevo che era molto grande. Mo' io vedo questo uragano, che cos'è? Guarda, addirittura. Vabbè, a te subito si vedono le prove. Dice sì, io mi raga avete tamponato voi quel. No, no. E questa macchia? Quindi subito ti fanno a te. Ah. Vabbè, sei un pericolo con la macchina, io avvocato. Vabbè, tiene l'assicurazione, male che va a pagare l'assicurazione. Povero a chi ti trova davanti. Secondo me, quando i ragazzi stanno in macchina, quelli secondo me muoiono di paura. Dici, speriamo che arriviamo a casa, speriamo che arriviamo a casa. I ragazzi, ci hai fatto caso, in macchina non parlano. Quelli dicono speriamo che arriviamo a casa, speriamo che arriviamo a casa. Secondo me sarà così, guarda, eh. E che lei, che casino, mamma mia, veramente. Vabbè, io ti saluto, ci sentiamo, quindi fate attenzione ragazzi che quelli si terrorizzano. No, già mi immagino Marinella che tutti i tre ragazzi stanno nell'auto e dicono speriamo che ci ritiriamo a casa. Sai, invece di parlare di ragionamenti, come è andato, come non è andato, e fanno la preghiera, speriamo che arriviamo a casa. Diciamo che è una sorta di. Mamma mia, avvocato, sei un pericolo, eh? Se avessi fatto i chilometri che ho fatto io, secondo me avresti ammazzato 20-30 persone. Sono convintissimo. Io ho fatto, secondo me, Finlandia, Germania. Io ho perso il conto dei chilometri, non me li ricordo più. Solo 20, è poco, eh? Sì, calcola che io solo in Finlandia, cioè nei 6 mesi di Finlandia, ho fatto qualcosa come 380.000 chilometri. Calcola che l'Italia è 1300 chilometri, vedi un po' quando ho camminato. 380.000 chilometri, una cosa pazzesca. Perché le ferie le facevano tutte sbagliate, ragazzi. Sai che facevano? Andavamo prima a Rovagneti, che era il nord proprio Lapponia. Poi la fiera dopo era giù, altri 1000 chilometri a scendere. Poi l'altra fiera 800 ad altra parte, quindi siamo proprio sbattuti come esageratamente proprio. Ogni fiera che ci spostavamo facevamo 1000-1200 km, cioè l'Italia. Proprio cose allucinanti, quindi passavamo, si può dire, 2 giorni solo di viaggio. Il terzo giorno poi dovevi montare e lavorare a fine settimana. No, meno male che in Finlandia le vie sono tutte, sa, andate e ritorno rettilineo, quindi è tranquillo proprio, è tutto un rettilineo proprio. Arrivi in un paesino e poi un'altra volta tutto rettilineo, quindi quando arrivi in una piccola città poi un'altra volta chilometri e chilometri di rettilineo, tipo ah, a livello di autostrada, è come un'autostrada dritta, diciamo.
non è nulla di che, tutta via dritta, qualche paesino e poi si ritorna sempre così. Vabbè che ho viaggiato per 6 mesi, non un giorno, quindi hai paura della fake. Vabbè, ma dobbiamo vedere sta fake chi è, qua non si capisce più nulla. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi, dai. Io non tengo paura di niente, ho paura della fake. Vabbè, che casino, mamma mia.